visti i precedenti non è che quando passano spargono fiori. Guerriglia urbana, scontri con la polizia, vetrine spaccate, era il luglio del 2001, era il G8 di Genova. Lo spettro di questa devastazione in questi giorni preoccupa Vittorio Veneto ed i primi ad aver paura sono i negozianti. Chiuderò completamente le vetrine e ho appena commissionato una porta in ferro per riparare la porta a vetri, che è l'unica che rimane scoperta, e rimarrò all'interno per vedere quello che succede. Non gli diciamo né di tenere aperto né di chiudere, afferma il questore di Treviso. C'è una pubblica manifestazione e noi abbiamo messo a punto un servizio per garantire a tutti i cittadini la necessaria sicurezza. Oggi sono passati i vigili, ci hanno avvisato che sarebbe meglio chiudere eventualmente anche nel pomeriggio. È un consiglio che ci ha dato anche il sindaco, proprio per precauzione. Hanno detto che è a nostro rischio, quindi valuteremo la cosa al momento. E intanto a Castelbrando oggi è stata una giornata apparentemente normale, con la funicolare in funzione e pochi controlli all'ingresso del castello. Per domani sono attese le prime misure di sicurezza, dove saranno sigillati i tombini e tutti i cestini. Nel frattempo oggi al via anche le prime manifestazioni di protesta, con lo spettacolo di Marco Paolini a Montebelluna, organizzato dal gruppo Iabasta e dai disobbedienti. Forza Nuova invece ha optato per un'iniziativa ben diversa. Sabato a Treviso verranno allestiti una decina di gazebo per promuovere i prodotti agricoli italiani. Noi diciamo che l'agricoltura deve tornare al centro delle attenzioni delle politiche economiche nazionali ed internazionali e che l'Italia e l'Europa devono tornare a avere quella poderosa forza agricola che in questi anni è stata massacrata.